Il Mose c'è, funziona e salva ancora Venezia dall'acqua alta. Il centro storico, le isole, Piazza San Marco e la sua basilica restano così magicamente ad asciutto. Quello di stamani può considerarsi forse il primo vero banco di prova dell'opera, visto che a differenza della prova generale del 3 ottobre scorso, stavolta le barriere gialle sono affiorate dalla laguna in condizioni meteo avverse. In particolare a Chioggia soffiava un forte vento di bora. A Venezia, verso le 10:45, era prevista una quota di marea di 135 cm sul medio mare. Invece, alle 8:30 si sono sollevate le 78 paratoie gialle e hanno tenuto l'acqua della laguna a una quota non più di 60 cm, mentre in mare aperto la marea cresceva e superava i 130 cm sul medio mare. La soddisfazione del sindaco Brugnaro. Una grande vittoria, la seconda dimostrazione che il sistema delle dighe mobili funziona, un sistema che è stato inventato qui a Venezia, realizzato in molti anni, evidentemente troppi, ma che però alla fine sta dimostrando che la città può restare all'asciutto. In cabina di controllo questa mattina il commissario del Mose Elisabetta Spitz e il provveditore Cinzia Zincone. E domani, venerdì, potrebbe essere un'altra giornata difficile per Venezia, ancora acqua alta. Inizialmente le previsioni davano una quota massima di 120 cm sul medio mare. Poi, visto il rapido peggioramento delle condizioni meteo in arrivo, il centro maree del comune di Venezia ha aggiornato una nuova previsione di 130 cm per le ore 11, quota dalla quale il Mose potrebbe tornare in azione.